Marcello Onorato, forse ho spento, eccolo, forse ho spento. Laore, cosa fa Laore? L'agenzia nasce per portare le imprese assistenza tecnica in agricoltura, poi dal 2020 abbiamo assunto anche il ruolo di istruire tutte le pratiche che riguardano i finanziamenti regionali, quindi c'è una dicotomia tra l'organismo pagatore sardo, che è rappresentato qua dal collega Fabio Cuccuru, che è Argea, e da pochi anni Laore si occupa anche dell'istruttoria delle pratiche regionali, quindi sono finanziamenti regionali, finanziamenti ai bovini da carne, legge ucraina, io le chiamo legge ucraina, oppure ortofrutta ucraina, la chiamo per essere chiaro, e danni alle colture che impegna molto la stima dei danni alle colture, perché in Sardegna non abbiamo ancora la consuetudine di assicurare le colture, però allo stesso tempo calamità naturali ce ne sono a bizzeffe, perché il clima forse cambia e quindi tanti interventi puntuali del clima vanno risarciti, e quindi facciamo le stime, la perimetrazione dei danni e il calcolo delle indennità da elargire agli agricoltori proprio per la stima dei danni. E poi ci occupiamo finanziamenti riproduttori, adesso partiranno anche i bandi di acquisto riproduttori, quindi tutta la serie di funzioni regionali. Quindi abbiamo creato due servizi: servizio che si occupa dei danni in agricoltura, che prima faceva Argea, e servizio dei finanziamenti regionali, quindi tutto ciò che è europeo lo gestisce Argea, noi gestiamo tutto quello che è regionale. Oltre ci occupiamo, oltre a questo, delle io le chiamo, vabbè, non sono proprio incombenze, ma sono delle pratiche di istituto, quindi l'assistenza tecnica in agricoltura a sensu lato. Per esempio gestiamo il regolamento 150 che rilascia i patentini verdi, controllo funzionale macchine lavoratrici. Il decreto legislativo 150 si occupa quindi di patentini verdi, di agricoltura sostenibile e di controllo funzionale macchine lavoratrici. È un compito importante anche questo. Diciamo che nel settore sostenibilità stiamo cercando di introdurre anche innovazioni tecniche. Io penso che sia uno dei problemi e dei punti salienti della prossima programmazione europea. Tra poco ci saranno le elezioni europee e nel 2025, a fine anno, ci sarà la riedizione della nuova politica comunitaria, della PAC, che vedrà in maniera drammatica competere l'Unione Europea con il mondo. Teniamo conto che nel 2025 sarà annessa anche l'Ucraina che darà tra virgolette del filo da torcere ai partner europei, perché è una grossa produttrice agricola. Quindi introdurre competitività, far diventare per esempio digitali le aziende della Sardegna è un settore importantissimo, e questo è il compito di Laure, e facciamo e ci attrezziamo per migliorare questi obiettivi. A breve partiranno dei corsi proprio anche su agricoltura digitale. Abbiamo visto iscritti 350 agricoltori
giovani agricoltori che faranno dei corsi online sull'introduzione dell'agricoltura digitale nelle loro aziende. È un corso rivolto ai giovani agricoltori del primo insediamento che ha finanziato Argea, la 6.1, e mi fa molto piacere che questi imprenditori che migliorino le loro performance aziendali introducendo innovazione e soprattutto digitalizzazione. Quindi diciamo che le sfide europee si riescono a vincere introducendo progresso tecnico, quello che gli economisti agrari chiamano progresso tecnico, quindi il miglioramento delle performance dei fattori della produzione. Mi auguro che i prossimi bandi, il prossimo tra virgolette PSR della Regione Sardegna non sia un PSR come abbiamo visto solitamente, ma sia un PSR fatto per la Sardegna, un PSR con bandi performanti e cucito su misura per le esigenze dell'agricoltura sarda, quindi studiato con riferimento alle singole agricolture sarde, perché negli ultimi 20 anni abbiamo trascurato dei settori, l'agroindustria soprattutto, e soprattutto l'ortofrutta. Noi importiamo il 70% di ciò che mangiamo e i PSR non hanno preso in considerazione molto aziende ortofrutticole. Faccio l'esempio dei POR che avevamo istruito nel 2020-2021 e c'erano delle misure apposite per l'ortofrutta. Io mi auguro che i prossimi PSR facciano in modo di finanziare degli aspetti tipo l'ortofrutta che sono molto importanti. Ortofrutta e anche la cerealicoltura, perché noi diamo alla cerealicoltura degli aiuti, proprio Laura ho dimenticato, sul settore cerealicolo, però dobbiamo rafforzare la filiera cerealicola, tanto perché poi anche la filiera cerealicola sta a cavallo di quella che può essere la zootecnia, quindi finanziare le filiere cerealicole introducendo agricoltura di precisione e agricoltura digitale è sicuramente una questione strategica. Noi prima della riforma della PAC di McSherry facevamo 80.000 ettari di grano, anche 120.000 ettari di grano, adesso ne facciamo 27.000 se li facciamo. E faccio un altro esempio, la Palissiano. Io ho studiato che in Sardegna c'erano 18.000 ettari di carciofo negli anni 80, il professor Ida, che è il nostro professore, ci chiedeva il carciofo, ettari di carciofo, e siamo passati a 11.000, abbiamo fatto i conti da poco, abbiamo 6.000 ettari di carciofo, 6.000 ettari, 6-7.000 ettari di carciofo, questo è un dato che ci dice stiamoci attenti perché dobbiamo rimanere sui mercati, dobbiamo essere competitivi. Introdurre innovazione tecnica significa inventiamoci qualche cosa di valido perché queste aziende producano e continuino a produrre ancora. Ecco, poi il nuovo PSR mi auguro che metta a sistema i due aspetti dell'agricoltura sarda. Noi abbiamo l'aspetto produttivistico, quindi produrre cibo in maniera consapevole. Mi auguro che la nuova PAC riesca a diminuire il gap tra agricoltura biologica, dove la vecchia PAC ci voleva portare, e si trovi un compromesso tra agricoltura biologica e agricoltura integrata, e si può trovare, perché d'emblée non possiamo arrivare all'agricoltura biologica in 2 giorni. Questa è una cosa che molti agricoltori e molti produttori recriminano, cioè un salto troppo importante. Abbiamo tolto dal mercato centinaia di prodotti fitosanitari, io le chiamo etichette, proprio per questo motivo, però molto spesso gli agricoltori hanno armi spuntate per proteggere le loro colture. Però è importante anche che l'agricoltura sarda sia integrata da quella che è la parte produttiva
a quella che è la parte di sviluppo rurale. Quindi i piani di sviluppo rurali con i piani di PSR veri e propri di sviluppo delle aziende devono essere integrati insieme, cioè non si può parlare di due agricolture. Abbiamo in Sardegna un'agricoltura che è una parte dello sviluppo rurale GAL, però l'altra parte è l'agricoltura di tipo produttivistico, che non è tanta, però le dobbiamo far integrare insieme, trovare un sistema che ci sia, non lo so, un terzo pilastro di moderazione. Importante è che il nuovo PSR e lo sviluppo dell'agricoltura abbia sicuramente sotto la lente di ingrandimento quelli che sono i cambiamenti climatici. È importantissimo è l'accesso al credito. Siamo anni che l'accesso al credito è trascurato dal legislatore regionale e le aziende sono indebitate, però sono in difficoltà. Un grado di indebitamento ci può anche stare perché ci sta bene, è fisiologico, però è giusto che l'agricoltura sarda abbia, come nel passato, un aiuto finanziario dal sistema creditizio, un aiuto onesto, efficace ed efficiente, perché chi per esempio intraprende un'opera di miglioramento fondiario, quindi un PSR, ha necessità e supporto di questo aiuto delle banche e del sistema creditizio. Questo è una problematica più politica che non tecnica, però nel passato io ho affrontato questi problemi quando lavoravo all'università. Penso che il credito agrario sia uno dei settori di maggiori spinte di sviluppo del mondo agricolo. Io mi fermo qua, poi insomma queste sono idee un po' personali che ho maturato nel corso della mia breve esperienza agricola, poi insomma sono qua per discutere di questo. Grazie. Spunti davvero interessanti.